Si sta rivelando sempre più una marcia in salita alla riconferma di Luca Zaia alla Regione del Veneto. Con una Alessandra Moretti in salita nei sondaggi, il fattore che in realtà preoccupa di più il presidente uscente e soprattutto la Lega è l'emorragia di colonnelli e militanti del Carroccio verso Tosi. L'ultimo episodio di questo nervosismo crescente sarebbe accaduto l'altra sera al K3, con il segretario provinciale Dimitri Coin all'ennesima conta con i responsabili delle circoscrizioni dell'Opitergino Mottense, area tosiana dell'ormai ex Arnaldo Pitton, ora commissariata dallo stesso Coin. Una riunione, stando i ben informati, su chi dentro e chi fuori, in una conta finita a porte sbattute tra visi allibiti. Sembra che lo spettro Treviso, come qualcuno chiama la sconfitta delle comunali, ora aleggi anche per la regione. Vero che a livello nazionale il Carroccio è in crescita, 15% mai raggiunto prima, ma alcuni sondaggi darebbero invece un lieve ma continuo calo in regione, soprattutto nel Veronese e in parte del Vicentino. Chiaro che la Roccaforte Treviso senta il peso di un sostegno a Zaia che diventa ogni giorno sempre più indispensabile. Ecco che alla linea dura in molti chiedono a Coin una versione più morbida. Del resto, in mezzo alla divisione Tosi-Zaia rimangono anche molte amicizie personali, le stesse che in questo momento continuano a far tentennare ad esempio Leonardo Muraro. Oggi poi la notizia dell'incontro a Padova di Tosi con Maurizio Sacconi, volto trevigiano degli Alfaniani, che discutono ad armi pari con Renzi. Prove tecniche di un centro moderato? Probabilmente sì, e molto simile alla balena bianca che molti veneti rimpiangono, e non solo per nostalgia.